siccome questa signora è di origine meridionale, le aveva chiesto se dalle sue parti di provenienza conosceva qualche soggetto collegato alla criminalità che fosse disposto a impartire una lezione molto forte alla signora Ceschin e al limite anche a farla fuori. Meditava già da anni Enzo Lorenzon di eliminare la moglie dalla quale si stava separando, Margherita Ceschin, la 72enne di Conegliano, trovata morta nel suo appartamento la sera del 24 giugno. Lo ha confermato il procuratore della Repubblica, Marco Martani, incontrando la stampa insieme al comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Massimo Ribaudo. Martani ha raccontato che a indagini appena avviate una donna con cui l'80enne di Ponte di Piave aveva avuto una relazione si è presentata spontaneamente in caserma per raccontare della richiesta che l'amante le aveva fatto nel 2017, ben 6 anni fa. La premeditazione vera e propria sicuramente inizia prima del 14 di giugno, quando viene accertato il primo sopralluogo degli esecutori materiali che poi si incontrano con lo stesso Lorenzon davanti all'abitazione della signora Ceschin. Quindi era premeditato almeno da settimane. Denunce reciproche, una da parte di Margherita anche per minacce e rancori. Lorenzon era ossessionato dal contenzioso economico con la moglie che riceveva da lui un assegno mensile di 10.000 euro. Qualcuno che lo aiutasse a reperire dei sicari alla fine l'avrebbe trovato, l'attuale compagna dominicana di 32 anni di Lesi, Lorenzo Guzman. Noi riteniamo che sia stato il tramite tra Lorenzon e gli esecutori materiali, quindi il ruolo è importante. Tra 10 e 15.000 euro a testa, tanto Lorenzon avrebbe pagato o avuto intenzione di pagare gli esecutori dell'omicidio, 2 le persone che la procura sta ancora cercando e che sarebbero rientrate in Spagna, da dove erano arrivate per compiere il delitto, l'indomani dell'omicidio a bordo dell'auto di Lorenzon. Fatto questo che aveva iniziato a preoccupare molto l'80enne perché lo collegava direttamente all'omicidio, tanto da essere intercettato in auto dopo il funerale mentre parlando da solo diceva a voce alta che la vettura, un Freelander, andava portata in montagna e bruciata. Nelle prossime ore uno dei 4 arrestati che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere potrebbe decidere di parlare. Potrebbe uno degli indagati farsi interrogare e quindi rispondere alle domande del pubblico ministero e dare la sua versione dei fatti. Quello che rischiava di passare come un furto in casa finito male ha preso alla fine tutt'altri contorni. Siamo contenti di aver potuto dare un'interpretazione che a questo momento pare per noi credibile, che è stata portata al vaglio dell'autorità giudiziaria, che ha consentito in soli 30 giorni di ricostruire la vicenda con grande dettaglio.